Oggi parleremo di naturopatia e lo faremo con Tiziana Andretta, naturopata. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Stefania, benvenuta. Grazie. Volevo sapere chi è il naturopata e di cosa si occupa. Il naturopata è una figura professionale specializzata. È un terapeuta che si pone nei confronti del cliente con una visione olistica a tutto tondo. Prende in considerazione l'aspetto costituzionale, fisiologico, emozionale, psicosomatico, relazionale e anche nutrizionale. Con tutti questi dati, il naturopata poi stila un programma personalizzato di benessere al fine di aiutare le capacità autoinnate di guarigione e di autoregolazione dell'organismo. Tutto questo avviene tramite il colloquio e tramite l'utilizzo di rimedi naturali, quali ad esempio la fitoterapia, la gemoterapia, la floriterapia e la micoterapia. Io avrei un'altra curiosità, ma mettiamoci comode. Tiziana, ma lei in che cosa è specializzata? Una delle mie specializzazioni è la micoterapia, che contempla l'utilizzo dei funghi medicinali. Nasce nel cuore della medicina tradizionale cinese ed è utile non soltanto per modulare il sistema immunitario, ma anche per sostenere quelli che possono essere i deficit organici, senza dimenticare anche l'aspetto emozionale e psicosomatico che la micoterapia può supportare. Per quel che riguarda la psicosomatica, proprio è una delle altre mie specializzazioni, che contempla come la psiche possa influenzare i disequilibri organici e viceversa. Saper leggere quindi i segnali del corpo in una visione psicosomatica è un valido aiuto per le persone che lo possano richiedere. Nella mia visione, comunque, prima di tutto c'è sempre il cuore. Il naturopata quindi ha anche il ruolo di porsi nei confronti del cliente con accoglienza, empatia e amore. Allora possiamo dire che un naturopata ti rende la vita più bella? Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what I tell you. To listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears.